Questa è una bella sfida per quanto riguarda la seconda serie con la lieve eccezione il quattrocentista azzurro della 4x4, ovvero il Bresciano dall'Atletica Brescia 1950, ovvero scusate, dalla Libertas 1964, ovvero Vanni Picco Alcagor, atleta da 46,04 di primato sui 400, e vediamo se riuscirà a condurre il gruppo ad un ritmo finale. Così va bene, dai. Il primo in 50 secondi ci proveranno Antonio Moravito, atleta da 1,50-87, da 3,53 e 55, 9 personali sugli 8 e sui 1500. Con il 27 abbiamo Leonardo Nelli con il quattrocentista che sta per chiudere Grande Vitali, grande Vitali. il suo compito da Lepre, e Don Antonio Moravito che balza al comando, dietro di lui Leonardo Nelli. Antonio Moravito, che il comasco in forza da quest'anno dall'Atletica Libertas è Unicosano, cerca di scovarsi di rosso i suoi avversari, cerca soprattutto di avvicinarsi al minimo mondiale juniores fissato dalla fila dei 1,49, sempre Antonio Moravito al comando in questi ultimi 120 metri, tallonato se non sbaglio da Leonardo Nelli, e forse agli ultimi 80 metri, fatti per la grande sbalza, dove bisogna cercare le forze necessarie per cercare di Grande Emanuele Vitali, grande. 50 e 65 da parte di Antonio Moravito.